Furti, vandalismi e minacce, i carabinieri sgominano la baby gang che terrorizzava la Valle del Lagno, 4 i giovani denunciati, il capo ha solo 17 anni. Crisi di governo e autonomia bloccata, il presidente del Veneto Zaia rilancia e assicura andare a votare subito per un esecutivo stabile dopo le elezioni, chiudiamo la partita. Intanto la crisi preoccupa anche i sindacati per la manovra economica in ballo, se scatta l'IVA avverta la CGIL, ci saranno conseguenze pesanti per tutti, a rischio la coesione sociale. A 8 giorni dalla tromba d'aria nella Marca, al via l'iter per ottenere rimborsi per i danni all'agricoltura. A Zenson di Piave oggi sopralluogo dell'assessore regionale PAN, dubbi e incertezze dei produttori alle prese con la burocrazia. L'appello di una mamma padovana guarita dal melanoma, fate attenzione e proteggetevi, io ero fanatica della bronzatura, aveva scoperto la malattia durante la gravidanza. Dopo le polemiche per la cancellazione del murales che ritraeva Salvini come un diavolo nello stesso punto a Treviso, qualcuno affigge un'ironica cornice vuota. No a una seconda spiaggia attrezzata per ospitare i bagnanti con i loro cani, accade a Bibione dove in 224 tra residenti e titolari di seconde case hanno firmato una petizione protocollata in comune. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione regionale del telegiornale di Antenna 3. Lo avete sentito, allora, furti, vandalismi, minacce. I carabinieri hanno sgominato la baby gang che terrorizzava la Valle del Lagno. 4 i giovani denunciati e il capo, pensate, ha solo 17 anni. Finestrini spaccati e sedili squarciati solo perché il proprietario dell'auto nelle immagini aveva osato riprenderli. È una delle tante azioni che la Sweet Gang, come si faceva chiamare dal nome dato alla marijuana, la banda di ragazzetti per lo più minori che imperversava nella Valle del Lagno da Requaro Terme a Valdagno fino a Cornedo Vicentino. Una gang la cui composizione nel tempo tendeva a variare, inizialmente formata da 8 giovani, man mano che alcuni se ne andavano perché le azioni diventavano troppo cruente, venivano sostituiti da altri, dei veri e propri bulli che terrorizzavano coetanei e residenti immortalando le loro azioni. Si filmavano, si fotografavano mentre commettevano i danneggiamenti, i furti dei ciclomotori, delle macchine, per affermare un po' la loro supremazia, la loro forza. Hanno scritto anche su dei bus il nome della gang con lo spray, hanno danneggiato delle panchine del parco, hanno danneggiato delle macchine, hanno danneggiato degli scooter dei coetanei. Hanno rubato degli scooter che poi smontavano e vendevano a pezzi. 4 i giovani denunciati, tutti di famiglie del luogo, 3 minori e un maggiorenne, ma all'epoca dei fatti anche lui minore. Il capo della gang ha solo 17 anni. I reati contestati vanno dal danneggiamento al possesso di stupefacente al riciclaggio, perquisite le abitazioni dove i militari hanno rinvenuto parte di motorini, scooter e droga, sequestrati i cellulari dove all'interno c'erano i video e le loro prodezze fatte di vandalismi, furti e minacce. Ora la crisi di governo con l'autonomia al momento congelata, il presidente del Veneto Luca Zaia rilancia andare a votare subito per creare un esecutivo stabile e rassicura dopo le elezioni chiudiamo la partita. Dai sindacati intanto l'allarme per una manovra economica ancora in ballo. 657 giorni, il counter dell'autonomia mancata corre e non si ferma, né sembra destinato a bloccarsi a breve. Vede la voce crisi di governo. Intanto a Roma si spacca il fronte tra chi vuole andare a votare subito e chi prende tempo, in attesa della conferenza dei capigruppo di lunedì sul tema mozione di sfiducia al Premier Conte. Salvini attacca il Movimento 5 Stelle paventando l'inciuccio con il PD per non andare alle urne e i pentastellati lo definiscono un giullare. Il divorzio è completato, ma sul futuro, dal Veneto, il governatore Luca Zaia non ha dubbi. Si chiuda questa esperienza, la si chiuda subito e si vada subito a votare. Questa è l'unica cosa che serve ai cittadini, avere un governo forte, eletto, che esca dalle urne e che presenti un programma che sia utile a uscire dalla crisi, ma anche a fare le molte cose che vogliamo fare. Perché spiega, dopo le elezioni, con il nuovo governo, la Lega punterà subito a chiudere la partita dell'autonomia. 3 mesi in più dopo tanti giorni buttati via per colpa dei 5 Stelle non sono nulla, spiega. State tranquilli, non si riparte dalla prima elementare, ma dal master. Con il nuovo governo saremo pronti per chiudere subito la partita. Io sarò come un nido di vespe per tutti. Mentre gli stessi 5 Stelle nel mirino ribadiscono la vera ragione della caduta del governo sta nel non voler votare il taglio dei parlamentari. Intanto però non c'è solo l'autonomia a restare congelata dalla crisi di governo.
Le grandi navi e il loro futuro, il Mose, il supercommissario e qui la manovra che spaventa le imprese e i sindacati. Quando si disdice un contratto, perché siamo di fronte a un contratto che è saltato, non va mai bene. L'esperienza ci insegna che quando tu invece di rispettare il contratto lo stracci, quelli che dovrebbero avere un beneficio dall'applicazione del contratto avranno una situazione negativa e in questo caso i redditi da lavoro dipendente e da pensione sono quelli che subiranno di più le negatività che avremo di fronte nei prossimi mesi. Se scatta l'IVA non è che poi puoi dare la colpa all'Europa e tu fai il gioco sul fatto che sei sulla cresta dell'onda e pensi di avere un ritorno in termini di sondaggi. Un paese non ha bisogno di essere governato in base ai sondaggi, ha bisogno di essere governato con responsabilità, che è quella che manca, anche perché si rischia di rompere la coesione sociale. Fondi bloccati, dunque, nomine rimandate, lavori fermi. La caduta del governo Conte avrà conseguenze pesantissime per Venezia, Mestre e Marghera. La denuncia arriva dal deputato Nicola Pellicani. Se è vero che caduto un governo se ne fa un altro, è anche vero che la fine prematura di una legislatura produce anche a livello locale una serie di conseguenze che la maggioranza dei cittadini probabilmente ignora. Forse è un tema che non appassiona quanto altri, ma la crisi del governo Conte e il conseguente ritorno alle urne in autunno blocca di fatto tra Venezia, Mestre e Marghera una serie di questioni urgenti che vengono rimandate a data da destinarsi, a partire dallo stanziamento di quei 265 milioni di euro previsti dalla legge speciale per Venezia, il cui stanziamento risale addirittura all'epoca del centrosinistra. Queste risorse sono ferme perché per la prima volta un governo non ha mai convocato il comitatone, che è il luogo dove si ripartiscono le risorse, e non ha fatto quel decreto promesso e scritto nero su bianco sul decreto sblocca cantieri, che però non è ancora arrivato. Si fermano anche i lavori di marginamento di Porto Marghera e non solo. Erano stati fatti 39 chilometri e mezzo, mancavano 3 chilometri e mezzo per concludere l'opera, che mancano ancora. Ferma l'area, il terminal di container dell'area Montesindia del porto, 85 ettari, bloccati al CIPE, una trentina mi pare di miliardi per il primo stralcio. Con la caduta del governo si allontana anche la fine di una vicenda dibattutissima persino a livello mondiale, il passaggio delle grandi navi in laguna. Di fronte anche appunto alla fuga di Toninelli e del governo, la città deve rispondere all'emergenza e quindi penso che i parlamentari, il comune, la regione, l'autorità portuale, la capitaneria di porto si siedano attorno a un tavolo e adottino delle misure provvisorie ma immediate. All'orizzonte c'era poi anche la nomina del commissario che avrebbe garantito il termine dei lavori del Mose, per la quale però manca il decreto. Siamo al 94-95% degli interventi già eseguiti, per concludere questo 5% non si riesce ad andare avanti. Questo governo di incompetenti ha messo in ginocchio il Paese e l'Italia, scappando di fronte alla scadenza della legge di bilancio, che di fronte abbiamo una clausola dell'IVA dei 23 miliardi per quest'anno e che saranno 50 miliardi in due anni. È scappata, ha messo in ginocchio il Paese e ha lasciato Venezia abbandonata a se stessa. E dopo il maltempo dei giorni scorsi è al via l'iter per ottenere i rimborsi per i danni all'agricoltura. Oggi a Zenson di Piave, nel Trevigiano, sopralluogo dell'assessore regionale Giuseppe Pan. Sono passati 8 giorni dalla tromba d'aria che ha sferzato duramente Zenson di Piave e i comuni vicini. Lungo le strade e sui campi le ferite sono ancora evidenti, tronchi segati ed ammassati, alberi caduti non ancora rimossi. Ma i danni maggiori sono nell'agricoltura. Grandine e vento hanno compromesso, in alcuni casi azzerato, i raccolti. Piangono mais, soia e soprattutto i vigneti. Danni tra i 500 e i 700 mila euro, secondo una prima parziale stima. Abbiamo una quindicina di aziende agricole che hanno praticamente fatto le perizie di stima per i danni. Circa il 30% in termini di area territoriale, di territorio comunale colpito. Oggi sopralluogo dell'assessore regionale dell'agricoltura Giuseppe Pan, che ha visitato le zone colpite e incontrato in municipio gli agricoltori, assieme ad un dirigente di Avepa, Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura. Perché dopo la firma del decreto di emergenza inizia la complicata fase fatta di denunce, stime e perizie per ottenere i rimborsi. Noi dobbiamo e gestiamo soldi pubblici e quindi dobbiamo giustificare naturalmente queste contribuzioni pubbliche. La burocrazia ci chiede questo,
Diciamo che è anche veloce perché entro un anno e qualcosa comunque in altre zone del nostro territorio che sono state colpite hanno visto il ristoro. Sto chiedendo. Facile a dirsi ma non a farsi, e sono state diverse le domande e le perplessità avanzate dagli agricoltori. Il consorzio del Prosecco DOC, insieme ad Avepa, rivedrà a giorni le stime sulle rese dei vigneti di questa zona, e ciò fa nascere qualche dubbio. È proprio questa la nostra preoccupazione, che la stima di Avepa, che in automatico aggiorna il disciplinare di produzione, non collimi con la stima dei periti grandine. In difficoltà non solo i viticoltori. Questo allevatore, ad esempio, deve trovare il modo di rimpiazzare il raccolto di mais, azzerato dalla grandine. La produzione dei foraggi, che sono la base del magazzino delle scorte per alimentare il bestiame, nell'annata che verrà 2019-2020, è messo a dura prova. E non potrà contare sui rimborsi, che coprono solo i danni a strutture ed impianti. Per i danni alla produzione in campo bisogna invece avere un'assicurazione in proprio, che spesso però risulta troppo onerosa a fronte della scarsa redditività del mais. Lascia un po' quell'amaro in bocca, ma siamo abituati ad avere le maniche tirate su, continueremo a lavorare a testa bassa. Come testimonia questo vigneto, mitragliato dalla grandine e piegato dal vento, ma di nuovo in piedi, con i nuovi pali in metallo più flessibili al vento rispetto a quelli in cemento e pronti a sostenere le uve del prossimo anno. E ora veniamo all'eccezionale gara di solidarietà per aiutare un collega in difficoltà. Accade sul Nevegal, a una settimana dall'incendio che ha distrutto il suo chiosco. Patrizio De Biasi può riaprire il punto ristoro. Commovente, cioè proprio una cosa che non me la sarei mai aspettata, insomma. È stato veramente bello, perché veramente non mi aspettavo un aiuto così grande da tutti quanti. A una settimana esatta dal furioso incendio che ha completamente distrutto la presqu'île del Nevegal, stamattina Patrizio De Biasi ha potuto riaprire il suo punto ristoro. È stata una corsa contro il tempo, una gara di solidarietà senza precedenti nella quale tutti si sono adoperati, ognuno ha fatto la propria parte, dal comune alla società Alpe del Nevegal, dagli operatori del Colle alle varie Dolomiti, senza scordare gli amici. Olio di gomiti, tra me e la mia compagna, gli altri amici che mi hanno aiutato tutti i giorni, da mattina a sera, a grattare e ripulire di nuovo tutto, poi chiamando i tecnici che hanno messo a posto le varie attrezzature, e insomma alla fine mi sono, tra parentesi, salvato. Una ventata di ottimismo per tutti, anche per chi come Antonio Manisco nei giorni scorsi si è visto puntare il dito contro da un villeggiante che non ha usato parole tenere contro il suo supermercato, l'unico aperto in stagione sul Colle. Noi abbiamo di tutto e di più, tanti clienti ci ringraziano che ci siamo. Abbiamo anche un'edicola, noi ci stiamo mettendo il cuore per il Nevegal. L'abbraccio a Patrizio De Biasi testimonia che gli operatori ci sono e che il rilancio del Nevegal è possibile. Non sono neanche bellunese, sono salentino. Precisare, da 21 anni che vivo sul Nevegal, sono arrivato 21 anni fa e mi sono innamorato di questo posto e ci ho investito. Continuiamo a lottare nonostante le salite che dobbiamo percorrere per riuscire ad arrivare. Speriamo di arrivare comunque in cima. Noi ci stiamo mettendo anima e corpo. La cronaca con due donne scippate a pochi minuti di distanza una dall'altra a Solesino. Il comune è diventato famoso pochi giorni fa a livello nazionale per una decisione piuttosto forte del suo sindaco. Il sindaco annuncia la nuova dotazione dei vigili con mitragliette e giubbotti antiproiettili e poche ore dopo due donne vengono rapinate in paese. Accade a Solesino, il comune della Bassa Padovana ha salito agli onori della cronaca nazionale per la scelta del suo primo cittadino di armare i vigili con un'arma semiautomatica molto simile a quella dei carabinieri. Non pensavo però che venisse riportato un messaggio negativo. Io penso che poter rendere il nostro Paese uno dei più sicuri d'Italia e attuare delle azioni le quali tendono a tutelare e garantire la sicurezza delle donne e degli uomini delle forze dell'ordine dovrebbe passare alla ribalta come una notizia positiva. Solesino, 7.000 abitanti appena, infatti, entro il 2020 aspira a diventare il comune più sicuro d'Italia. Oltre alle nuove dotazioni per la polizia locale, si
sindaco ha deciso infatti di installare 120 telecamere in ogni ingresso e uscita delle vie del paese. Fatto un semplice calcolo, dunque ci sarà un occhio elettronico ogni 60 residenti. Venerdì però 2 donne sono state scippate, entrambe avvicinate da un'auto grigia con a bordo 2 individui con il volto coperto da un passamontagna. Il sindaco dopo questi 2 episodi si dice ancora più convinto della scelta di dotare di mitra i vigili. Sicuramente vuole essere un deterrente nei confronti di chi vuole venire a delinquere nel nostro territorio, ma comunque oltre a questo mitra anche i giubbotti antiproiettili è un modo per tutelare le nostre forze dell'ordine. Pochi mesi fa in paese un'anziana ha subito una violenta rapina in casa e lo stesso sindaco è stato ripetutamente minacciato. Ho ricevuto delle minacce di stampo mafioso dopo pochi mesi che ero eletto sindaco, minacce di morte a me e alla mia famiglia con proiettili all'interno. Le stesse minacce sono arrivate al comandante dei vigili, a un mio assessore, il quale è stato anche soggetto di un atto vandalico sulla propria automobile. È vergognoso che qualcuno abbia strumentalizzato la mia presa di posizione per garantire più sicurezza, quasi facendo passare che voglio mettere che il Solesino diventi come un Bronx. In realtà è il contrario, le azioni sono proprio state fatte e le sto portando avanti con la massima determinazione per far sì che il nostro paese diventi proprio un paese molto sicuro. E ora ci spostiamo a Padova, pistola in mano, entrano in un supermercato, minacciano le dipendenti e fuggono col bottino. Hanno fatto irruzione con i caschi calati sul volto e armati di pistola, momenti di terrore nella tarda serata di venerdì in un supermercato di via Pullè nel quartiere Montà a Padova. I rapinatori hanno puntato l'arma, forse una riproduzione del giocattolo senza il tappo rosso, e hanno obbligato le cassiere a consegnare il denaro presente nel fondo cassa. Una volta prelevato il bottino sono scappati in sella ad una motocicletta di grossa cilindrata facendo perdere le proprie tracce e lasciando i clienti presenti in preda al panico. Sul posto sono arrivati i carabinieri che ora stanno visionando le telecamere del supermercato e quelle pubbliche di videosorveglianza per vedere se hanno ripreso la fuga. Fortunatamente, oltre al grande spavento, nessuno è rimasto ferito. Ora ci fermiamo per qualche istante, rimanete con noi, ancora molte le notizie dal Veneto. Eccoci di nuovo in diretta, edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. Parliamo ora del virus West Nile, la cosiddetta febbre del Nilo, perché si è registrato un altro caso nel Padovano. Questa volta è accaduto a Trebaseleghe, stiamo parlando della West Nile, la cosiddetta febbre del Nilo. Dopo Maserà doveva farne le spese, è stato un pensionato, tuttora ricoverato nel reparto malattie infettive di Padova. In questo caso invece il contagiato è un 44enne che vive nell'Alta Padovana. Non è chiaro se abbia contratto l'infezione a casa o altrove, visto che è appena rientrato da un viaggio. La notizia però è stata comunicata al comune dall'unità di igiene e sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'USL 6 Euganea, con una nota che specifica che sono già state seguite tutte le procedure previste dal Ministero, dalla Regione Veneto e dall'USL. Sempre secondo l'USL 6, il piano di disinfestazione del comune di Trebaseleghe risulta in regola e non sarebbe stata riscontrata la presenza di larve. In questi mesi d'estate in cui molti amano stare al sole, per ore l'appello di una mamma padovana guarita dal melanoma. Fate attenzione e proteggetevi, io ero fanatica della bronzatura, dice la donna, ora è testimonial per l'ULSS 6 Euganea. La scoperta più brutta contemporaneamente alla notizia più bella che una donna possa ricevere. È accaduto ad una padovana a cui qualche anno fa è stato diagnosticato un melanoma e poco dopo si è accorta di essere incinta. Oggi Teresa, 42 anni, è guarita ed è una mamma felice, anche se la sua gravidanza è stata segnata da un tragico fuori programma. La sua storia però deve essere raccontata come monito ai tanti che in questa stagione si abbronzano senza precauzione. La vicenda di Teresa infatti è stata resa nota dall'USL 6 Euganea, di cui la donna è paziente, per sottolineare i rischi dell'esposizione al sole senza adeguata protezione. Da ragazza Teresa era una fanatica della bronzatura, si esponeva al sole senza protezione anche nelle ore più calde e faceva numerose lampade. Poi, su consiglio di un'amica a 40 anni, si sottopone ad un controllo della pelle e ad una mappatura dei nei. È al terzo mese di gravidanza quando le viene tolto un neo sospetto sul fianco destro, che dall'esame istologico risulta essere un melanoma. L'intervento in anestesia locale viene completo
completato, mentre lo stato di salute del feto viene controllato da una ginecologa nei mesi successivi. Teresa poi è stata seguita dall'Istituto Oncologico Veneto. È nata Diletta, una bimba che ora ha 2 anni e fa compagnia ad un fratellino di 9 anni. Il suo messaggio è chiaro: prevenzione e tenersi sempre sotto controllo, anche quando non si hanno sintomi. Ma soprattutto oggi Teresa ha imparato che bisogna andare cauti col sole. Ne ha preso tantissimo senza protezione quando ero ragazza, ho fatto innumerevoli lampade e ho la carnagione scura. Dicono che le pelli scure sono meno soggette a malattia e invece no, aggiunge. La mia storia lo dimostra, per fortuna mi è andata bene, conclude Teresa. Domani a Fanzolo di Vedelago le operazioni di rimozione di un ordigno bellico inesploso, 12 le famiglie che saranno sfollate. Eccola qui la bomba d'aereo inesplosa rinvenuta a Fanzolo durante i lavori di elettrificazione della linea ferroviaria, che domani sarà rimossa dal 3° reggimento Genio Guastatori di Udine e fatta brillare altrove. Poche centinaia di metri in linea d'aria dalla storica Villa Emo. Alle 6:30 del mattino l'evacuazione dei residenti della zona più vicina all'ordigno, quella a un raggio di 300 metri, che dalle 8:30 dovrà essere a esclusiva disposizione dell'esercito. Noi abbiamo aperto il centro di coordinamento di sicurezza presso la sede municipale, lì ci saranno tutte le forze dell'ordine coordinate appunto dalla prefettura, che seguiranno i lavori di messa in sicurezza, di trasporto anzi dell'ordigno bellico, che poi sarà fatto brillare in una cava a Trevignano. Lungo le strade che portano al cuore della zona del cosiddetto Bomba Day, già posizionate le transenne per bloccare il traffico. Intorno all'ordigno un muro di contenimento in cemento armato e del materiale inerte, in grado di ridurre al minimo gli effetti di un'eventuale esplosione sul posto. Diciamo che ci sono 2 aree, una prima area, l'area rossa, dove abbiamo 12 nuclei familiari, ci sono una quarantina di persone che verranno sfollate. Noi abbiamo messo a disposizione anche il centro anziani di Vedelago, però le persone non hanno fatto richieste di andarci perché si sono tutte organizzate con i propri parenti. Poi abbiamo una zona arancione in cui le persone devono rimanere in casa e devono tenere le finestre chiuse per tutta la durata, diciamo, dell'operazione, che dovrebbe concludersi per le 12:30. Chiediamo ancora un po' di pazienza ai nostri cittadini, ma speriamo che entro domani pomeriggio, insomma, la normalità torni anche qui a Fanzolo di Vedelago. Nuovo capitolo della vicenda del murales raffigurante Matteo Salvini nel tunnel ferroviario lungo la Restera, a Ponte della Gobba a Treviso, fatto rimuovere dall'amministrazione comunale. Lo contorna, malgrado non ci sia più un'anonima cornice. L'arte non è provocazione, l'arte è altra cosa. Anche il nulla, il vuoto, deve aver pensato l'anonimo che nel tunnel sotto la ferrovia a Ponte della Gobba ha appeso una cornice gialla, lì dove per un paio di giorni ha fatto mostra di sé il tanto discusso murales raffigurante il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini. Corna da diavolo, lui che è tra l'altro milanista, e bacio al crocifisso. Fatto cancellare poco dopo dal sindaco Mario Conte, secondo cui offendeva la sensibilità dei cittadini. Era un murales che aveva dei simboli politici e anche religiosi, ed era una provocazione che francamente a molti cittadini non è piaciuta, quindi è stato rimosso. Quindi va bene l'arte, ma che non sia provocazione e motivo di scherno politico. Trevigiani in realtà divisi all'indomani della cancellazione del graffito. Ma sicuramente, se no lo toglievo io, di persona. Da quello che ho visto mi sembrava né brutto né offensivo. Difficile oggi non essere invece d'accordo con l'acume di chi ha piantato il chiodo e appeso lì dove Salvini non c'è più una cornice con didascalia anch'essa irrimediabilmente censurata. L'unica cosa certa, l'unica rimasta, è la data. Tanto da aver strappato un sorriso anche al sindaco Conte. Gli artisti sono quasi sempre più intelligenti ma sempre più autoironici dei censori di professione, e qui c'è del genio, ha commentato più duramente sui social il capogruppo del Partito Democratico Stefano Pelloni. L'anonimo artista di Treviso, testimone della libertà e della creatività, ha vinto a mani basse contro Mario Conte, scrive invece il segretario comunale del PD Giovanni Tonella, ipocrita e incoerente difensore, riferito al sindaco, della street art. 224 tra residenti e titolari di seconde case hanno firmato una petizione protocollata in comune a San Michele al Tagliamento per opporsi al progetto di dedicare ai cani una porzione di spiaggia di Bibbione, località che fu peraltro tra le primissime a creare nel 2007 la spiaggia di Pluto riservata ai cani e ai loro padroni. La protesta è scattata nei giorni scorsi, non appena alcuni tecnici si sono presentati per effettuare le prime misurazioni. Niente contro i cani, hanno spiegato i firmatari della petizione, ma questa zona
zona è storicamente dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie e non è adatta a ospitarli. Ben venga la raccolta di firme, ha commentato il sindaco Pasqualino Codognotto, perché ci permette di aprire un dibattito sulla questione. La Biennale ha reso noto il calendario delle proiezioni che giorno per giorno comporranno il programma della Kermesse cinematografica. Parliamo naturalmente della mostra del cinema, tante le star in arrivo al Lido. Una mostra che parte subito forte e si conclude con il botto. La Biennale, presieduta da Paolo Baratta, ha reso noto nel pomeriggio il calendario ufficiale giornaliero delle proiezioni che dal 28 agosto al 7 settembre prossimi animerà il Lido con la 76esima edizione della Kermesse cinematografica. Il direttore Alberto Barbera è riuscito nell'impresa di portare in laguna ben una decina di premi Oscar. La mostra di quest'anno ci mostra invece un film, un insieme di film incredibilmente impegnati sulla vita e sul nostro presente, sulla vita individuale, sulle donne, sul rapporto madre-figli, padre e figli, marito e moglie, su questioni riguardanti la nostra società, sui conflitti che caratterizzano la nostra società. È oserei dire un festival di film molto impegnati. Il secondo giorno, giovedì 29, ci sarà la premiazione del Leone d'Oro alla carriera al regista spagnolo Pedro Almodóvar. Venerdì 30 l'arrivo sul red carpet di Roman Polanski, sabato 31 quello di Robert De Niro e domenica 1 settembre Meryl Streep, poi via via tutti gli altri. Queste le parole del presidente della Biennale Paolo Baratta. Un festival che perfettamente merita il titolo di mostra d'arte cinematografica. Ci sono poi generi diversi nei quali si riconoscono delle qualità che fanno sì che certi film di genere, anche commedia o altro, possano entrare nell'ambito delle sezioni e quindi anche del concorso. Ma complessivamente un festival di grande spessore. Era l'ultimo servizio per questa sera, io vi ringrazio per l'attenzione e come sempre vi lascio alle previsioni del tempo per domani. Una buona serata a tutti, arrivederci. Bentrovati al meteo. Alta pressione africana in rinforzo, bel tempo e caldo in aumento e il picco sarà proprio domenica. Vediamo dove si patirà di più la calura. Sul Veneto la giornata festiva sarà all'insegna di un ampio soleggiamento con cielo sereno ovunque e con precipitazioni sostanzialmente assenti. Temperature in costante aumento con sensazione di afa, minime tra 20 e 25 gradi, massime piuttosto calde, comprese invece tra 31 e 36 gradi. Tanto sole anche sul Friuli Venezia Giulia, il cielo risulterà infatti sereno, al massimo velato, non sono attese piogge. Temperature minime tra 23 e 25 gradi, massime comprese invece tra 31 e 33 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove avremo bel tempo per tutta la giornata, il cielo infatti sarà sereno o al massimo con poche nubi a carattere sparso. Vediamo anche in questo caso le temperature, le minime saranno comprese tra 21 e 22 gradi, le massime si attesteranno invece intorno ai 35 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.